Oggi un interessante convegno, l'inclusione tra mito e realtà, un momento di aggregazione anche tra gli studenti e la classe docente. Continua l'impegno del Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento sul fronte della cosiddetta terza missione, che include non solo la possibilità di lavorare sul fronte culturale, ma quello di incidere sul fronte sociale, sul fronte economico, sul fronte della coesione in questa nostra provincia. L'occasione viene rappresentata da un importante convegno sulla inclusione scolastica che deve tenere conto dei bisogni particolari, i cosiddetti BES, che presentano molti studenti che, pur non essendo riconosciuti come pazienti, hanno delle difficoltà nell'apprendimento che necessitano di ulteriore attenzione, di processi inclusivi particolari, dei percorsi didattici particolari. A parlarne saranno autorevolissimi esperti nel settore, docenti universitari dell'Università degli Studi di Palermo, e così si consolida ancora di più questo rapporto fattivo, operativo fra il Consorzio e il Polo Territoriale di Agrigento. Siamo particolarmente lieti anche per il livello di partecipazione elevato che stiamo registrando anche a questo convegno e ci auguriamo di poter proseguire in questo percorso di alta formazione e di aggiornamento professionale, che è una componente fondamentale del nostro impegno. Un'interessante iniziativa oggi che vede coinvolta la scuola con i docenti e con gli alunni. Sì, oggi continuiamo con la nostra attività di formazione che noi mettiamo a disposizione degli enti, in questo caso della scuola, degli operatori del settore socio-assistenziale, perché oggi affronteremo, diciamo, una tematica molto importante che è quella dei bisogni educativi speciali, quindi un supporto che noi diamo alle scuole, a quanti nelle scuole si occupano di coordinare appunto gli allievi che hanno necessità di bisogni educativi speciali. Quindi stiamo continuando, direi con una cadenza quotidiana nel settore della formazione, attraverso convegni, seminari che possano mettere nelle condizioni, diciamo, il territorio di fare degli approfondimenti di volta in volta su tematiche specifiche.